Presso la sala riunioni della Presidenza del Tribunale di Agrigento si è svolta la cerimonia ufficiale di riconsegna dei nuovi locali realizzati all'interno del Palazzo di Giustizia di Via Mazzini, nell'ambito del progetto Realizzazione Nuovi Vani all'interno del Tribunale, con interventi di adeguamento alla normativa antincendio. All'incontro hanno preso parte il Presidente del Tribunale Giuseppe Merisenda Giambertoni, il Procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo e la dirigente amministrativa Rosanna Grisafi, della Procura Stefania Caruso, il funzionario a tiro laurea, la dottoressa Giovanna Mirabile e i collaboratori della conferenza permanente. Presenti inoltre il sindaco di Agrigento Miccichè, l'ingegnere Avenia, dirigente dell'ufficio tecnico comunale e RUP della procedura, e l'ingegnere Nocera, direttore dei lavori, che ha anche illustrato lo stato di intervento, ricordando che la consegna dei lavori, limitatamente ai vani oggetto della riconsegna, è avvenuta lo scorso 25 marzo 24, mentre il completamento è stato registrato il 3 marzo 2026. In totale sono stati realizzati 6 nuovi vani, 4 collocati al secondo piano e 2 al quinto piano del Palazzo di Giustizia di Agrigento. I locali risultano ora pienamente idonei all'uso, essendo dotati dei comfort e delle condizioni necessarie per essere immediatamente adibiti a uffici giudiziari. Il sindaco Miccichè, come legale rappresentante dell'ente stazione appaltante, ha formalmente consegnato i nuovi spazi al Presidente del Tribunale, rappresentante dell'amministrazione usuaria. L'intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso del miglioramento funzionale e infrastrutturale degli uffici giudiziari agrigentini.